Dalla campionessa olimpica Manuela Di Centa allo scrittore Mauro Corona. A Longarone e Fiere Dolomiti, accompagnata da ospiti d'eccezione, l'inaugurazione della mostra internazionale dello sci e degli sport invernali Scie di Gloria, progetto realizzato in vista delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano Cortina. Motore dell'iniziativa il Circolo Cultura e Stampa Bellunese, presieduto da Luigino Boito, che parla di evento proiettato al futuro di un territorio, la provincia di Belluno, le Dolomiti, che può rinascere, rivivere, rigenerarsi. Chi di noi non ha viaggiato sulle scie di strade, di tracce aperte da altri? Poi questo è, diciamo, il lato poetico, poi viene anche quello organizzativo. Io sono salito sulle pareti di roccia pensando a Valerio Quinza, comici, abbonati, tutti i miei miti, lo sci da fondo uguale. Sono stato sempre mediocre in tutto perché ho voluto fare tutto. L'iniziativa si è sviluppata su impulso di Regione Veneto Agricoltura e rappresenta l'evoluzione di un'esposizione già molto apprezzata dal pubblico. Un viaggio tra passato, presente e futuro degli sport invernali, sul filo del legame tra la montagna, lo sport e l'innovazione. Impossibile non farsi coinvolgere dall'entusiasmo che lo stesso evento olimpico porta con sé. Ecco, un campione olimpico, vice campione olimpico, mi sono allargato un po', che filma a Scie di Gloria, guardate che onore. Installazioni, hub universitario curato dagli Atenei di Padova, Verona e Bologna, stand aziendali in mostra, questo e molto altro fino al 28 febbraio. Venerdì sera alle 20:30 invece sarà uno spettacolo allestito al Teatro Toniolo di Conegliano a parlare dei valori della montagna tra sport e letteratura. Sul palco, sempre per conto del Circolo Cultura e Stampa Bellunese, Dolomiti, Scie di Gloria, l'ingresso è gratuito.